Cioè è mancato il segretario, secondo lei? Non è la questione solo del segretario, perché il segretario fa quello che può, ma non può essere una persona sola. Qui hanno agito molto le correnti e probabilmente si pensava che le correnti potessero garantire anche l'aspetto geografico. Lei ricordava che da un collegamento con Antena 3 io dissi: ma ho già preparato gli scatoloni, ma non lo dicevo per scaramanzia. Ho i capelli bianchi, sono vecchio, conosco i meccanismi, ho naso, ho capito che non c'era spazio, ad esempio, per me. E non c'era spazio perché? 1, non sono una donna. 2, non sono un uomo del sud. 3, non sono uomo di corrente. 4, il Veneto fa fatica a esprimersi a livello ma è grave, cioè... Metti insieme queste 4 cose, era il risultato. Senta Variati, io ho capito, lei parla di autorevolezza ed è un passaggio molto interessante. Adesso, al di là del ruolo, ha detto non c'entra niente Bisato, però autorevolezza è il PD Veneto, mettiamo così. C'entra in qualche maniera il fatto che il PD non avesse un candidato alla presidenza della regione, cioè perché era un esterno, era Arturo Lorenzoni, cioè quelle sono quelle classiche cose che magari pesano a Roma, no? Il PD era a sostegno di Lorenzoni. Roma agisce tanto per compartimenti stagni. Roma era d'accordo il segretario Zingaretti nell'indicare una figura di un civico nel Veneto. Quindi io questo non collegherei le due cose. Il fatto però che il Partito Democratico, anche questa volta in occasione delle ultime regionali, anche quando si sapeva che Zaia avrebbe stravinto perché era nell'aria, anche stavolta ci è arrivato senza una propria candidatura. E questa è indice di una crisi che ha necessità di essere in qualche modo superata. Però lei e tra l'altro bisogna fare in fretta. Perché bisogna fare in fretta? Esatto. Perché, così come dissi, ho già gli scatoloni pronti e ha visto che avevo ragione, adesso a lei dico, tanto questa legislatura regionale non durerà 5 anni, ne durerà meno. Perché in occasione delle prossime politiche sono pronto a firmare questa lettera e metterla in una busta. Il presidente Zaia, dopo tanti anni di esperienza in Veneto, si giocherà una partita nazionale, ma è ovvio, sta nelle cose, è anche giusto. Quindi la legislatura regionale cadrà prima e il Partito Democratico arriverà con campanellini in giro per le città dicendo chi è che è disponibile a candidarsi per il centro-sinistra, per l'area progressista, o avrà preparato un suo candidato autorevole. Bisogna iniziare da adesso, quindi è una bella discussione quella che si aprirà nel Partito Democratico. Interessante l'analisi. Poi sa cosa, io ho una mezza idea, lo dissi già allora, ce l'ho anche oggi, diciamo, la persona con cui sto dialogando in questo momento Variati, se lei dice non si può girare col campanellino, ci vuole un candidato sai una cosa, ecco, sul più bello si è bloccato il video. Prego. Scusa, stavo dicendo che io sono entrato in consiglio comunale a Vicenza, sa quando? Nel 1980, 40 anni fa. Ricordo, e devo dire che i veneti, i vicentini, mi hanno eletto di 5 anni, dopo 5 anni hanno continuato ad eleggermi e l'ultima volta mi hanno dato anche tanti voti alle europee, che per un briciolo di voti è passata la Moretti al posto mio. Quindi da un grande rapporto con il mio elettorato, insomma anche al di fuori del Partito Democratico. Dall'altra parte però anche un lungo percorso, quindi c'è bisogno, a volte bisogna essere pronti anche ad attaccare le scarpe al chiodo, no? Cioè lei